lui ha sempre tirato dritto, nel senso che si è reinventato praticamente una, non dico, possiamo anche dire una nuova vita, nel senso che lui collabora con la colonna, questa Onlus, poi adesso si è messo a fare l'imprenditore agricolo, ha comprato campagne da quello che mi risulta, poi ha 200.000 attività, si è messo in politica col comune di Ponte di Piave, scrive libri e poi non so che altre attività. Lui è sempre stato in movimento e continuerà a esserlo sempre. Un uomo sempre in movimento, eccoci con Daniele Furlan e la mamma Graziana. Daniele Furlan, questo uomo che è rimasto paralizzato dal collo in giù a seguito di un brutto incidente. Come abbiamo visto non ti sei perso d'animo, nonostante lo shock iniziale sia per te che per la famiglia, e ti sei reinventato questa seconda vita. Hai cambiato genere di mestiere, dalla tua vivacità, dai tuoi scalini che come diceva la tua collega ne facevi 2 a 3 il colpo. Hai cominciato a scalare le montagne attraverso la tecnologia? Sì, attraverso la tecnologia, ma anche attraverso uno stile di vita diverso. La nuova vita mi vede sempre impegnato freneticamente, perché io sono, oltre a essere a collaborare con la colonna, con l'associazione della colonna, con mio papà gestiamo questo podere, questa tenuta. Questa piccolissima tenuta che faceva parte dei miei progetti prima dell'incidente. E a proposito di podere, eccola una delle tue 2 opere letterarie, la prima, Il mio podere. Parli solo di te stesso? Mi pare mica tanto di no, vero Daniele? No, è stato... È un libro che ha fatto scalpore a Ponte di Piave, sì. Comunque in provincia di Treviso. È un libro che ha fatto parecchio scalpore, sì, proprio a Ponte di Piave, perché io ho narrato della mia vita alternando i periodi prima dell'incidente proprio a capitoli alterni, uno che si riferiva alla vita prima dell'incidente e uno dopo, fino a ricongiungerli entrambi nel capitolo finale. L'ho fatto perché così si può vedere anche la differenza stridente che c'è fra il prima e il dopo. Questo libro, come hai detto tu, è stato un libro che è un po' appena uscito, ha fatto un po' di clamore a Ponte di Piave, più che altro perché quando ci trovavamo con gli amici sempre dicevamo: ma ti ricordi quando abbiamo fatto questo, quando abbiamo fatto quello? E qualcuno diceva: ma bisognerebbe che qualcuno scrivesse un libro o facesse un film su questo. E poi quando io l'ho fatto davvero, quando queste goliardate nostre giovanili, perché non c'è niente di particolare poi nel libro, è il racconto delle goliardate giovanili che facevamo noi, e penso che molti si possano ritrovare in questo. E quando hanno visto nero su bianco qualcuno l'ha un po' storto il naso, però poi devo dire la verità che una volta capito lo spirito del libro e lo spirito con cui avevo scritto il libro, e il fatto che tutti i diritti d'autore andassero in beneficenza all'associazione e alla colonna, ha fatto sì che sono più quelli che mi rimproverano per non esserci stati adesso che quelli che sono stati nominati nel libro e citati nel libro, ecco. Abbiamo detto che hai pestato un po' di piedi a qualcuno, se così possiamo dire, e però molti altri appunto hanno continuato a volerti bene, ad apprezzarti sia come uomo e poi addirittura come politico, perché tu sei sceso in politica, no? Sì, diciamo che io più che in politica direi che sto vivendo un'esperienza amministrativa come consigliere comunale. Sei consigliere comunale a Ponte di Piave? A Ponte di Piave, sì. Era un'attività che mi mancava, cioè oltre a essere collaborare con la colonna, a essere un imprenditore agricolo. Qua ti vediamo in campagna elettorale, eh? Sì, e i famosi gazebo che vengono fatti. Sì. E questa è la giunta, o no? No, questo è il consiglio, è il gruppo. Questo è il gruppo. Con il sindaco, con Paola Roma, che salutiamo. Sì, con Paola Roma, che oltretutto è il sindaco più giovane di tutta la provincia. Noi abbiamo una giunta tutta al femminile, perché abbiamo sindaco e vice sindaco che sono sindaco e vice sindaco che sono
donne, e abbiamo anche un altro assessore donna, quindi noi i maschietti sono messi in minoranza, ecco. Graziana si trova a suo agio in mezzo alle donne, vero? Sì, sempre stato lui, più che con gli uomini. Si è sempre trovato comodo e in simbiosi con l'altro sesso, anche dopo l'incidente, vero Daniele? Sì, anche là ho dovuto reinventare le tecniche. Prima diciamo che il mio approccio con le donne era molto più fisico, nel senso che ci si vede, ci si piace e quindi da lì può nascere qualcosa. Nella seconda vita invece ho imparato, essendo anche accudito molte volte sia in ospedale che fuori, normalmente sono le donne che provvedono, le infermiere o le donne che provvedono alla mia assistenza, ho imparato a capirne, le donne non riuscirà mai a capirle, però forse io ho fatto un piccolo passetto in più per comprenderle e quindi so qualcosa in più, ecco, nel senso che riesco a tenermele vicine, magari utilizzando un po' le parole e non i gesti come prima, ecco. E tu da questa esperienza a contatto con le donne ne nasce un secondo libro, la tua seconda opera letteraria, Disabilamando, corretto il titolo? Ecco, il titolo è quasi uno scioglilingua. Questo libro tratta di un tema che è... La figura in copertina è abbastanza emblematica. Sì, comunque sì, dà l'idea di quello che può essere il contenuto. Con questo libro io ho voluto toccare un tema che è particolarmente sentito fra noi disabili, ma non viene mai trattato, forse per pudore, forse perché si pensa che i disabili abbiano bisogno di tutto, hanno talmente bisogno di tutto, di tutta una serie di cose, non ultime anche il fattore economico, e per cui si pensa che il sesso sia l'ultimo dei loro desideri. Invece è una parte della vita che va vissuta, che in certi casi, quando ci sono delle malattie infantili che provocano o malattie degenerative, ci sono dei ragazzi giovani che vengono privati proprio di questa esperienza, che appunto non hanno mai la possibilità di avvicinarsi a una donna. Infatti su questo libro io parlo anche di un tema molto importante, che è quello dell'assistente sessuale per disabili. È una realtà che non è normata qui in Italia, sarebbe prostituzione praticamente, però invece nei soliti paesi nordici, Svizzera, Germania e poi andando su molto più avvantaggiati, molto più addirittura in Olanda questa figura dell'assistente sessuale per disabili non solo è normata, ma è addirittura un servizio gratuito che viene offerto dalla collettività. Hai molte amiche che ti scrivono, vero Daniele? Sì, soprattutto dopo che tu a tua volta hai scritto questi 2 libri. Sì, diciamo che magari mi trovo più a mio agio nello scrivere che nel parlare in questo momento, per cui ma te la cavi bene anche nel parlare. Beh, grazie. Ma comunque sì, rispondo a parecchie mail. Il libro poi, i 2 libri hanno contribuito molto a questo, perché molte persone che non conoscevo, anche ragazze, soprattutto ragazze, perché diciamo che a leggere maggiormente sono le donne, gli uomini ho notato che leggono molto meno delle donne, e le donne invece sono delle grandi lettrici e sono anche attente a quello che c'è scritto nel libro. Per cui mi capita spesso di rispondere a delle mail o di tenermi in contatto con persone anche nuove che hanno letto il libro e magari mi chiedono l'amicizia. Uno dei canali maggiori è proprio Facebook, che attraverso le amicizie, oppure chiamiamole o contatti o amicizie, sono quelle che poi fanno ampliare il giro di conoscenze. Ecco, alcuni di questi che poi sono contatti tramite
un rapporto epistolare, diciamo, diventano proprio amicizie vere e proprie, anche se vissute tramite computer, ecco. Abbiamo conosciuto, perché abbiamo qui in studio la mamma di Daniele Furlan, la signora Graziana, adesso andiamo a conoscere anche il papà Umberto, con il quale Daniele condivide la gestione del suo podere. Noi l'abbiamo incontrato. No, non ho mai visto che l'occasione non è mai avuta, sperando non vederla finché ne andava diversi, insomma. Adesso è abbastanza contento, insomma, adesso è sempre stato, no, non ho mai visto, non so se dopo nel suo intimo, quando magari dentro sarà qualche momento lo farà anche di sbandamento, ma insomma no, noi non ci siamo mai accorti, dobbiamo dire la verità. E secondo lei da cosa è dovuta questa sua forza? Di fare anche a parlarne con erano altri, perché sì, sì, anche quelli insomma. Graziana, suo marito Umberto dice la forza di Daniele gli viene per darci coraggio a noi, conferma? Questo è anche vero, sì, perché il papà non ne ha di coraggio, ha bisogno sempre di uno stimolo, di qualcuno che gli dice qualcosa, però insomma da Daniele si può imparare tante cose, perché lui per noi magari un doloretto, un qualcosa è un problema, per lui invece cerca sempre di mettersi al lavoro, di impegnarsi in qualcos'altro e così dimentica i suoi piccoli, non possiamo chiamarli piccoli problemini, ma insomma quelli che capitano quotidianamente, ecco. Dopo quello che gli è successo nel 2001 ha capito che si può superare tutto? Il primo momento no, non è stato proprio così facile, ma adesso insomma vediamo che si può fare, dai. Noi ci fermiamo per un'altra brevissima pausa di pubblicità, poi l'ultima parte con Daniele Furlan e mamma Graziana per il racconto di questa seconda vita del nostro Daniele, tra poco.